Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Stupro di gruppo a Palermo, resta in carcere Maronia, ricorso respinto, la difesa comune del Branco, lei ci stava. Spuntano altri casi di violenza, a Val Guarnera 17enne denuncia un artigiano, a Sant'Agata di Battiati arrestato un 24enne, avrebbe abusato per anni di una minorenne. A Catania il colonnello Coppola, dopo 3 anni di impegno per la legalità, lascia il comando dei carabinieri e lancia un appello ai catanesi: indignatevi e denunciate. A Fontanarossa il sindaco di Catania Enrico Trantino chiede l'azzeramento dei vertici della SAC per la cattiva gestione dell'emergenza incendi e annuncia azioni giudiziarie, ma i manager dell'aeroporto sono pronti a dargli battaglia. Lancia Sicilia difende il superbonus, replica alla Meloni, non è una truffa allo Stato, ha fatto schizzare in alto il PIL dell'isola e creato lavoro. La Sicilia a rischio povertà e la CGIL denuncia dove è finito il $500 miliardi di fondi pubblici, presentata la piattaforma nazionale per richiedere il sussidio che sostituirà il reddito di cittadinanza. La voce potente di Carmen Consoli e la musica geniale di Elvis Costello si sono unite sul palco del Teatro Verdura di Palermo. Bentrovati a Sicilia 24, altri casi, altri arresti per violenza sessuale in Sicilia. A Val Guarnera una 17enne ha denunciato un artigiano, a Sant'Agata di Battiati è stato arrestato un 24enne. Resta intanto in carcere uno dei 7 arrestati per lo stupro di gruppo di Palermo. Il giovane tramite il suo legale aveva chiesto la scarcerazione. La linea difensiva dei legali del Branco è comune, la 19enne era consenziente, ci stava. Sui social ancora insulti alla ragazza che li pubblica sul suo profilo Instagram. Sentiamo Marco Gullà. Rimane in carcere uno dei 7 arrestati per lo stupro della 19enne palermitana abusata a inizio luglio in un cantiere del Foro Italico. Come per gli altri 3 indagati che si sono sottoposti al riesame, i giudici hanno detto no all'istanza di annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare o di trasformazione della detenzione in carcere in misura meno afflittiva. L'indagato ha anche cambiato avvocato. Intanto i legali dei 7 ragazzi che sono stati arrestati fanno blocco comune contro la ragazza. La linea è questa: cruda. La ragazza era consenziente al rapporto di gruppo. Gli avvocati difensori stanno accumulando tutto il materiale a disposizione in rete per costruire la linea difensiva, che però sbatte contro il punto principale dell'accusa, il video di circa 15 minuti di tutta la violenza sessuale ripresa da uno dei 7 arrestati. Una prova inequivocabile di cosa è successo la notte del 7 luglio. E su Instagram continuano i commenti screditanti nei confronti della vittima. In un'altra storia del profilo della 19enne, un utente commenta: se non mettevi queste foto forse non saresti stata stuprata, ti hanno pure filmato. La vittima replica scrivendo anche: non avete rispetto per le donne, siete vergognosi. Da Palermo a Val Guarnera in provincia di Enna, anche qui una giovane 17enne ha denunciato di essere stata violentata da un artigiano del paese. La procura di Enna ha aperto un fascicolo e ha attivato le procedure del codice rosso previsto in questi casi. Sono in corso indagini dei carabinieri che mantengono il più stretto riservo sulla vicenda. Un'altra storia di abusi arriva anche da Sant'Agata di Battiati, in provincia di Catania, dove per 10 anni un 24enne avrebbe abusato di una parente. Per lui sono scattate le manette. Dopo 3 anni in prima linea, il comandante dei Carabinieri Coppola lascia Catania per dirigere il reggimento Corazzieri che si occupa della sicurezza del capo dello Stato Mattarella. In mattinata il saluto alla stampa e un consiglio ai catanesi: indignatevi senza sopportare e denunciate. Tonino De Mano. Ricordo un ringraziamento anche a chi non è qui tra noi, e mi riferisco ovviamente al compianto Natale Bruno, che ci ha lasciato troppo presto e in maniera inaspettata. Ha iniziato la conferenza stampa salutando i presenti e ricordando il nostro collega Natale Bruno, che ha raccontato gran parte delle operazioni dei carabinieri che negli ultimi 3 anni lo hanno visto alla guida del comando provinciale di Catania. Il colonnello Rino Coppola lascia la città etnea che lo ha arricchito professionalmente. Lascia dopo 3 anni di intenso e proficuo lavoro, con importanti traguardi raggiunti nella lotta alla criminalità organizzata locale e vicende che lo hanno segnato umanamente, come la tragica fine della piccola Ele
Elena a Mascalucia, il ferimento del vicebrigadiere Grasso davanti alla chiesa di Santa Maria degli Ammalati ad Acireale e l'improvvisa morte del nostro Natale Bruno. 3 anni in prima linea per il colonnello Coppola, iniziati con il periodo dell'emergenza Covid e contrassegnati da tanta cronaca nera in una città, Catania, alle prese, come tutte le metropoli, a fronteggiare emergenze di ogni tipo, dalle estorsioni al bullismo, dallo spaccio di droga ai reati predatori. Lei ha detto ai catanesi: indignatevi davanti al degrado di questa città bellissima. Cosa voleva dire? Allora, indignarsi significa che non bisogna tollerare, non bisogna sopportare, ciascuno deve fare la sua parte, anche il singolo cittadino deve adoperarsi nel proprio piccolo, nell'ambito ovviamente di quello che gli compete, per far sì che le cose siano migliori. C'è un problema di zone franche su Catania? No, io non parlerei di zone franche, ci sono delle zone che meritano certamente un'attenzione particolare dal punto di vista delle attività di controllo generale del territorio e di prevenzione. Il colonnello Coppola assume il prestigioso incarico di comandante del reggimento Corazzieri, l'unità speciale che si occupa della sicurezza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al suo posto arriva il colonnello Salvatore Altavilla, attualmente comandante dell'Istituto Superiore di Tecniche Investigative dell'Arma con sede a Velletri. Il sindaco di Catania Enrico Trantino chiede l'azzeramento ai vertici della SAC, parla di ritardi e omissioni nella gestione dell'emergenza aeroporto e annuncia azioni giudiziarie. Appoggi trasversali dalla politica, ma i manager sono pronti a dargli battaglia. Luca Ciliberti. La guerra dei cieli si trasforma in guerra di carte bollate. La richiesta formale di dimissione avanzata dal sindaco di Catania a tutto il CDA della SAC ha raccolto mediaticamente un consenso trasversale, ma in alcuni forti passaggi proprio Trantino si espone alle repliche degli amministratori della stessa società di gestione dell'aeroporto di Catania, accusati di inadempienze nella gestione dell'emergenza incendio che ha fermato lo scalo tra fine luglio e l'inizio di agosto. Nella relazione presentata dal sindaco che vi mostriamo si legge testualmente: a nome della città di Catania e della città metropolitana chiedo che l'intero CDA rassegni le dimissioni, anticipando che, nel caso in cui ciò non avvenisse, sarei costretto a intraprendere iniziative giudiziarie. La richiesta di dimissione è stata respinta e adesso ci si attende il seguito. Nella relazione il sindaco lamenta la mancanza di una cabina di regia durante l'emergenza, l'assenza di un piano di crisis management in grado di dare risposta agli utenti, l'approssimazione nei servizi di risposta al passeggero, compresa la mancanza di acqua e generi di prima necessità da dare gratuitamente e che aspettava sotto il sole. Insomma, un atteggiamento che secondo Trantino avrebbe causato danni di milioni di euro per mancate ricadute sul territorio. E quindi l'ultimatum: o vi dimettete o vi denuncio. Ma questa presa di posizione avrebbe surriscaldato l'animo dei manager aeroportuali. Sandro Gambuzza, ad esempio, sui social mette in fila 57 comuni della provincia, quasi a chiedersi: Trantino ha sentito tutti i sindaci, in nome di chi parla, visto che la nota formale del sindaco è stata protocollata da Palazzo degli Elefanti e non dalla città metropolitana. Il professore Romano parla di imbarazzante approssimazione. Dai corridoi di Fontana Rossa qualcuno è quasi certo che la risposta all'azione legale annunciata da Trantino seguirà una denuncia circostanziata della stessa SAC. Insomma, piuttosto che riprendere a decollare, l'aeroporto di Catania sembra volare ancora molto basso. L'ANCE Sicilia difende il super bonus 110% che il premier Meloni aveva definito come la più grande truffa ai danni dello Stato. L'ANCE Sicilia replica e dice che l'incentivo ha fatto schizzare in alto il PIL dell'isola e ha permesso di dare occupazione alle aziende accreditate. Simona Mazzone. Lo ha definito la più grande truffa ai danni dello Stato il premier Giorgia Meloni parlando del super bonus 110%, l'incentivo del governo grazie al quale c'è stata l'impennata delle ristrutturazioni in condomini e appartamenti. Certo non c'è andata per il sottile, preoccupata dalla tenuta dei conti pubblici perché secondo alcune stime in vista della manovra costerebbe ancora 3,5 miliardi di euro al mese. Truffa, ma che, sbotta l'ANCE Sicilia, l'associazione dei costruttori edili. Semmai le truffe le hanno fatte le imprese improvvisate e quelle nate magari poco prima della richiesta del bonus, proprio con l'intento di architettare una frode ai danni dello Stato. Se ci sono state delle truffe, sono state fatte da settori che non appartengono alla categoria dei costruttori nazionali e neanche della Sicilia. Appartengono a imprese che sono risultate improvvisate, che sono state costituite da poco e quindi si sono attrezzati per truffare. Anzi, grazie al super bonus il PIL della Sicilia è schizzato in alto, dice, consentendo a molte aziende di lavorare e quindi di impiegare manodopera in quella che è sempre stata una regione ad alto tasso di disoccupazione.
Il superbonus è stato il volano di traino del PIL della Sicilia principalmente. Così come avete notato tutti, siamo risultati con un PIL superiore alla Francia e alla Germania. Adesso, secondo Cutrone, occorre sbloccare i fondi per le imprese che hanno già concluso le pratiche e, visto il successo dell'incentivo, sarebbe utile reintegrarlo. Chiediamo che vengano sbloccate immediatamente queste partite di fondi e nello stesso tempo chiediamo che venga ripristinato il superbonus se non con il 110, con altre percentuali che hanno dato occupazione, hanno dato sviluppo e hanno dato crescita all'Italia e in particolar modo alla Sicilia. La Sicilia a rischio povertà e la CGIL denuncia. Dove è finito il $500 miliardi di fondi pubblici? Intanto il ministro Calderone presenta la piattaforma attraverso cui richiede il sussidio che sostituirà dal 1° settembre il reddito di cittadinanza. Emanuela Corsi. Un siciliano su 3 è a rischio povertà. È quanto emerge dal dossier della CGIL, che si chiede perché solo 15 milioni di fondi pubblici siano stati destinati al welfare isolano. E dire che dal 2017 la Regione ha fatto incetta di fondi per il contrasto alla povertà da destinare ai distretti sociosanitari. È la seconda in Italia dopo la Campania per finanziamenti ricevuti, più di $500 miliardi, 356 milioni dal Fondo Povertà del Governo, 190 milioni da bandi finanziati dall'Unione Europea, più 16 milioni dal PNRR. Eppure di questi soldi ne è stata spesa soltanto una piccolissima parte. Per questo noi da mesi richiediamo al governo della regione un tavolo di confronto, provare a mettere a sistema tutte le risorse a disposizione per dare una risposta ai ceti e ai soggetti più deboli di questa nostra regione. Ad aggravare poi la situazione di migliaia di famiglie siciliane c'è la sospensione del reddito di cittadinanza, sostituito dal nuovo supporto economico per la formazione e il lavoro da €350 mensili. L'INPS ha fornito le istruzioni per presentare la domanda sulla piattaforma SISL, presentata oggi dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone presso la sede dell'Istituto di Previdenza e che sarà attiva dal 1° settembre. La misura di sostegno sarà destinata agli occupabili e punterà a favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro. Potranno farne richiesta i componenti tra i 18 e i 59 anni di nuclei familiari con ISEE non superiore a €6.000 annui. Ma la Sicilia è anche la terra del lavoro povero. Noi abbiamo un fenomeno molto diffuso di lavoro precario, di lavoro stagionale, di lavoratori part-time. Noi siamo in presenza di una quantità di lavoratori e lavoratrici che sono poveri pur lavorando. In questo quadro, per la serie Piove sul bagnato, si inserisce anche l'allarme lanciato da Nomisma, che annuncia nuovi aumenti tra il 7 e il 10% nella bolletta della luce a partire dal 1° ottobre, dopo l'impennata del prezzo dell'energia elettrica sui mercati internazionali. A Lampedusa continua l'emergenza migranti, dove la Croce Rossa assicura trasferimenti rapidi dall'isola agli altri centri. La macchina dell'accoglienza altrove perde colpi. Giusy Lazzara. Notte e giorno gli arrivi e le partenze a Lampedusa scandiscono ormai da mesi l'approdo di migliaia di migranti e c'è da gestire l'accoglienza nell'hotspot di Contrata Imbriacola e da giugno la Croce Rossa è in campo con centinaia di operatori. Storie di vita e di morte si incrociano negli occhi di donne, uomini, bambini e ragazzi non accompagnati che vengono accolti dagli operatori in un flusso continuo e i trasferimenti per loro nelle 72 ore dall'arrivo sono rapidi ma presentano alcune criticità. Il problema grosso non credo che sia qua, perché qua, appunto, come abbiamo visto, si risolvono in pochissimi giorni. Il sistema d'accoglienza deve essere riportato in campo nazionale, che in questo momento credo stia avendo delle criticità, perché manca completamente, probabilmente mancano i posti, e questa è una di quelle cose che noi stiamo cercando di capire insieme al Dipartimento di Libertà Civili cosa si può fare. In realtà si può fare molto poco, i veri problemi nascono una volta che si lascia il centro. Il sistema di accoglienza, secondo la Croce Rossa, deve coinvolgere più realtà. Tutti i paesi devono essere consapevoli che l'Italia da sola non potrà farsi carico di questa accoglienza. Tenga presente che però se tutti facessero un pezzettino dell'accoglienza, oggi come oggi c'è la possibilità di un'integrazione vera, capire che dietro questi numeri ci sono degli esseri umani e forse in troppe occasioni ci dimentichiamo
che sono esseri umani. Intanto 22 migranti sono stati arrestati nell'arco di 48 ore dai poliziotti della squadra mobile di Agrigento fra Lampedusa e Porto Empedocle. Si tratta di persone che sono tornate in Italia attraverso la frontiera marittima dell'isola, nonostante fossero destinatari di decreti di espulsione. Breve pausa, ci vediamo tra poco. Eccoci rientrati in studio. La borgata Santa Lucia, secondo centro storico di Siracusa, è invasa da rifiuti. La denuncia arriva da alcuni residenti che sono rivolti alla nostra linea WhatsApp. Ditelo al vostro TG. Sentiamo. A 2 passi dalla restaurata piazza Euripide, dove venne eretto il primo santuario della Madonna delle Lacrime, c'è il degrado. La borgata Santa Lucia, secondo centro storico di Siracusa, è una discarica a cielo aperto, una situazione che i residenti lamentano da tempo. Gli angoli delle strade trasformati in centri di raccolta, con rifiuti domestici, ma anche pezzi di mobili, materassi o divani. C'è anche il televisore. C'è chi ha deciso di pubblicare sui social le foto di questo scempio, ma c'è anche chi si è rivolto alla nostra linea WhatsApp. Il degrado è sotto gli occhi di tutti, anche dei turisti, ci scrive qualcuno. Ed è così perché in queste strade ci sono molti B&B e da qui si passa anche per arrivare in piazza Santa Lucia per vedere il Caravaggio. Ma nello stesso quartiere c'è anche la Casa del Pianto, dove 70 anni fa lacrimò il quadretto della Madonna, e proprio questi sono i giorni dell'anniversario. Più volte il comune ha provveduto alla rimozione dei rifiuti, ma già dopo qualche ora le micro discariche si riformano e torna tutto come prima. Non solo rifiuti, vi invitiamo a segnalare quello che non funziona nelle vostre città, a ditelo al vostro TG, mandate un messaggio con foto o video al 342 74 55 005. A Butera, in provincia di Caltanissetta, un gruppo di giovani ha deciso di riqualificare il centro storico dipingendo le saracinesche chiuse con versi di poesia e preghiere. Gerry Italia. Quasimodo, Sciascia e Pirandello, ma anche le frasi più belle tratte dalle sacre scritture o dalle preghiere più note. Da qualche settimana a questa parte, passeggiare per il centro storico di Butera si è trasformato in una full immersion letteraria, un viaggio sensoriale nella poesia che prende vita sulle saracinesche abbandonate delle strette vie della cittadina dell'entroterra siculo. L'idea, per certi versi rivoluzionaria, nasce da un gruppo di giovani buteresi che, pennelli alla mano, hanno trasformato angoli di degrado urbano in pagine di libri. Stiamo cercando di valorizzare le vie del centro storico, anche perché sono di passaggio e quindi più visibili, però l'obiettivo finale è quello di cercare di farne il più possibile e cercare nel nostro piccolo di valorizzare tutti i luoghi, anche le strade meno frequentate. Diciamo che si sta creando un gruppo di collaborazione proprio cittadino, quindi molta gente è disponibile, sono arrivate anche tante richieste da altri quartieri, quindi questo ci fa molto piacere, è uno stimolo in più per continuare a fare quello che abbiamo iniziato. Un progetto partito il 7 agosto scorso con la prima saracinesca su cui è stata dipinta una celebre poesia di Cesare Pavese. Da lì una richiesta al comune per andare avanti con il lavoro, che adesso è visibile in altre 13 saracinesche, tutte con un fil rouge comune, il ritorno in patria. Chiunque passa non fa altro che dirci grazie, perché questa salita, che potrebbe essere col sole estenuante, dice, da quando voi avete iniziato a scrivere è un motivo per me mi fermo, rifletto e diventa una passeggiata praticamente veramente molto piacevole. Chiunque ci dice la stessa cosa, e quindi tra l'altro unire il bello alla cultura. Per promuovere le loro opere, i ragazzi hanno anche attivato una pagina Instagram nella quale mettere il proprio like o commentare le saracinesche finora realizzate. La voce potente, unica, quella di Carmen Consoli, e la musica geniale e poliedrica di Elvis Costello si sono unite sul palco del Teatro Verdura di Palermo in una delle 3 tappe che ha visto impegnati insieme i 2 artisti. Simona Mazzone. La crudeltà
Un viaggio straordinario attraverso le tappe delle loro immense carriere ricche di successi e metamorfosi, che ha portato sul palco momenti soft e note ruggenti, alternando brani classici noti al grande pubblico ad originali rivisitazioni. In un tour che in Sicilia ha toccato il cuore del pubblico al Teatro Verdura di Palermo, la cantantessa del rock Carmen Consoli e uno dei miti della musica Elvis Costello, accompagnato al piano da Steve Nieve, sono stati protagonisti dell'evento live dell'estate siciliana. Una voce potente e unica, quella di Carmen Consoli. Dalla Sicilia a New York la sua musica rock, missa al nostalgico, affascina il pubblico da sempre. Costello, artista geniale, poliedrico e instancabile, è uno dei più grandi cantanti e musicisti a cavallo tra il punk e la new wave. Palermo, Roma e Milano, per 3 date che hanno unito 2 anime musicali dal genere diverso, ma accomunate da una curiosità per le novità e per le collaborazioni che non hanno eguali, come questa appunto. Breve pausa e poi parleremo di calcio, della prima vittoria del Palermo in campionato. Eccoci al calcio, prima vittoria in campionato per il Palermo, che ha vinto al Mapei Stadium contro la Reggiana per 3-1. Di Lucioni, Segre e Soleri le firme della vittoria rosanero. La Reggiana. E dopo lo sfogo di Corini, la ripresa il Palermo però non riesce a chiudere, gli spazi ci sono, ma i rosa sprecano, così la Lecce in classifica con una partita in meno e la consapevolezza di poter essere protagonista in questo campionato. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, a tutti una buona serata.